Mestre. Due persone avrebbero tentato di introdursi invano in un condominio di via Ermada. La segnalazione alla sala operativa della polizia, che ha inviato una volante sul posto. Gli agenti in servizio hanno percorso via Forte Marghera, notando due persone sospette su due biciclette, che alla vista della pattuglia si sarebbero frettolosamente divise. Ma la polizia li ha fermati e perquisiti. Si tratta di due 39enni, uno lituano, l'altro georgiano. Il primo aveva un coltello a serramanico in legno con impugnatura da 12 cm e lama da 8 nel borsello. È stato denunciato. A suo carico anche un verbale di identificazione con riferimento a una denuncia per furto in concorso di qualche giorno prima. Mirano. Non solo il piano non è andato a buon fine, ma forse i criminali stavolta hanno lasciato l'esplosivo all'interno del bancomat. Nel mirino la filiale in piazza Martiri della Libertà. Una volta scattato l'allarme, i ladri non hanno potuto far altro che scappare a bordo di un'auto di colore scuro. L'area è stata delimitata per i rilievi del caso. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza, comprese quella della banca. Spinea. L'avrebbero sorpreso con un malloppo di banconote false, circa 1.300 euro, che l'avvocato 63enne Florindo Ceccato, ex candidato sindaco, avrebbe avuto con sé nel momento in cui i carabinieri di Cortina hanno effettuato il blitz che l'ha portato nel carcere di Belluno. Sarebbe finito nei guai al termine di un'indagine scaturita da diverse segnalazioni dei commercianti, secondo cui qualcuno stava spacciando soldi fasulli. Ora si indaga per capire da quanto tempo l'avvocato continuasse e soprattutto chi lo rifornisse. Trovate nel suo studio ben 200 banconote false da 50 euro per un totale di 10.000 euro.